Sabato 11 aprile presso la Sala Eracle di Portoviro, dalle ore 16, una serata importante organizzata dall'associazione Alba Rosa e dai referenti per il Basso Polesine Paolo Bologna e Susanna Pozzati. Per capire l'importanza della serata abbiamo in videochiamata il professor Massimiliano Calabrese, direttore del Centro regionale per la sclerosi multipla dell'Università di Verona. Il professor Calabrese, con il dottor Stefano Ziccari, neuropsicologo, sarà appunto il protagonista di questo incontro. Buonasera professor Calabrese, grazie per la sua disponibilità. È un grande piacere invece per me, scherza, tutte le volte che possiamo dare un po' di visibilità alla sclerosi multipla io sono favorevole. Proviamo a parlare di questo incontro, di questa serata che appunto sarà a Portoviro. Si parlerà tra le altre cose di terapie rimienilizzanti. Quali sono i tempi realistici per vedere questi trattamenti nella pratica? Ma al momento non abbiamo dei tempi realistici su questo. Tutte le sperimentazioni che c'erano in corso avanzate sono recentemente fallite. Aspettavamo anche dal PIPE 307, è fallito purtroppo anche questo. Ci sono altre sperimentazioni attualmente partite, però è proprio bene che io faccia una considerazione su questo. Se lei mi concede 20 secondi, ma anche 10 minuti, come la spiego ai miei studenti. Allora, ogni nervo nel tessuto nervoso centrale, nella sclerosi multipla, sono colpiti i nervi e ogni nervo è composto da un cavetto di rame, un po' come un impianto elettrico, come il cavetto di rame dei fili elettrici, sì, che è avvolto da mielina, cioè gomma. Se lei danneggia la gomma, quella si può riformare. Se lei danneggia il cavetto di rame, quello non si riforma più. Allora, molti pazienti pensano che la terapia rimielinizzante recuperi danni che sono dovuti al fatto che invece è stato danneggiato il cavetto interno. Ah, quindi non è la plastica, allora, non è il contenitore che ha difficoltà, ma è proprio il cavetto interno. È il cavetto interno che è stato danneggiato. Allora, in questo caso è per questo che i rimielinizzanti che stiamo provando non funzionano, perché spesso li si prova in pazienti che purtroppo hanno accumulato già il danno nel neurone, quindi nel cavetto di rame, diciamo. E lì tu puoi provare qualsiasi rimielinizazione che non funzionerà. Se invece tu cominci a trattare il paziente prima che il cavo di rame si rovini, allora hai un grande margine. E i segnali per capire che ci sono di queste difficoltà? Lì bisogna arrivare presto a fare diagnosi. Appena arrivata la diagnosi, che oggi con i nuovi criteri diagnostici si può fare davvero in tempi brevi, una volta fatta diagnosi si comincia una terapia che eviti che venga perso il cavetto di rame. Ho capito. Sempre nell'incontro si parlerà del declino delle funzioni esecutive. Come si può intervenire precocemente su questo? O se si può intervenire? Allora, il disturbo cognitivo, per fortuna oggi, è un disturbo che viene molto considerato nella sclerosi multipla, perché molti pazienti lamentano fatica cognitiva, stanchezza, meno prontezza nella memoria e quant'altro. Allora, questo disturbo, chiamiamolo cognitivo generale, sembra addirittura abbia una frequenza in alcune casistiche di oltre il 50% dei pazienti, quindi è molto diffuso e quindi è bene che ne parliamo. Vale peraltro la stessa regola che vi dicevo poc'anzi sul nervo, no? il neurone rispetto alla mielina. Noi dobbiamo evitare che il paziente arrivi ad avere questi disturbi, perché quando arriva ad avere questi disturbi ovviamente è più difficile per noi intervenire. Quindi dobbiamo trattare il paziente presto per fare in modo che abbia meno di questi disturbi. Ora, il secondo punto è quello più importante, cioè come facciamo ad accorgercene noi? Perché non è mica facile, no? Ma anche io non mi ricordo che cosa ho mangiato ieri a mezzogiorno, ok? Però non vuol dire che abbiamo una patologia neurologica importante. Quindi come facciamo a distinguere una cosa, diciamo, anche fisiologica, magari un po' di stanchezza, da qualcosa dovuta alla malattia?
Questo richiede il neuropsicologo, richiede il dottor Ziccardi e appunto nella riunione, questo piccolo meeting che faremo, il dottor Ziccardi cercherà di rispondere proprio a questa domanda, cioè come facciamo ad accorgerne, come teniamo monitorata questa cosa? Perché questa Sì. è una cosa fondamentale, prima ce ne si accorge, migliori saranno i risultati a lungo termine. Ecco, le faccio una domanda da profano, ma c'è anche una similitudine tra l'Alzheimer e la sclerosi multipla? Per esempio sul discorso Sì. cognitivo c'è molta similitudine. Sì, c'è molta similitudine. È ovvio che le cause che portano alla morte del neurone sono diverse. Una parte è una degenerazione tipica dell'Alzheimer, magari legata a proteine come l'amiloide, in altri casi è un attacco autoimmunitario al neurone. Ma il concetto finale, la fine, è sempre la stessa: muore il neurone. E quando muore il neurone, se ne muore 1, 2, 3, la rete neurale è in grado di far fronte, in particolare se uno è giovane, si mantiene in attività, e poi ne parleremo magari di questo, la rete neurale tiene botta, ma è certo che se lei uccidi oggi, uccidi domani, a un certo punto le due patologie sono molto simili da questo punto di vista. Le chiedo un'altra cosa da profano. Circa 30 anni fa si faceva la cura con l'interferone che ha avuto qualche successo. È ancora una terapia importante oppure è stata superata da altre cose? Guardi, io ho cominciato il mio lavoro nella sclerosi multipla e usavo l'interferone. La mia tesi di laurea è stata sulla differenza tra un interferone e l'altro. L'ho usato per tantissimi anni. È stata l'unica terapia che avevamo e che un po' funzionava. Ma funzionava maluccio, faccia conto, un 30-40% di riduzione dell'attività di malattia. Ma soprattutto molti pazienti dovevano pungersi 3 volte alla settimana, avevano influenza a giorni alterni, buchi sulla pancia, un disastro da questo punto di vista. Oggi abbiamo terapie che si fanno una puntura ogni 6 mesi. Addirittura ci sono terapie dove lei fa 10 compresse in un anno. Queste terapie hanno scarsissimi effetti collaterali, funzionano molto bene, quindi garantiscono non di recuperare il neurone morto, non di resuscitare il cavo morto, ma certamente di evitare ulteriori danni. Quindi alla fronte di terapie che funzionano bene, hanno pochi effetti collaterali, l'idea è quella di cominciarle il prima possibile, in modo da salvare tutti i neuroni possibili, e lei si fa 2 punture all'anno o 10 compresse all'anno. L'incidenza della sclerosi multipla è aumentata in questi anni perché molte malattie che erano rare pochi anni fa sono aumentate in maniera esponenziale. La sclerosi multipla È esponenziale e riduttivo. Un po' perché probabilmente c'è stato un incremento vero della patologia, un po' perché grazie alle nuove tecniche di risonanza magnetica, anche alla sensibilizzazione a trasmissioni come questa, c'è molta più percezione anche da parte dei medici di medicina generale di questo. Fatto sta che io sono sepolto dalle nuove diagnosi, praticamente facciamo una nuova diagnosi ogni giorno, anche i giorni festivi, anche a Pasqua. e il sistema sanitario nazionale riesce a sopperire questo bisogno di esami precoci, Allora, devo dire che la regione Veneto da questo punto di vista è una buona regione, perché devo dire che dal punto di vista amministrativo si fa molto. Certo, ci sono ancora tantissimi disservizi, cose che potrebbero funzionare meglio, liste di attesa per le risonanze magnetiche e quant'altro. E anche per a volte si cercano appuntamenti, si fa fatica a prenotare, però devo anche dire che ci sono tanti centri sclerosi multipla ottimi qua in Veneto, ci sono tante macchine di risonanza magnetica, quindi è vero che si fa fatica a prenotare, ma alla fine una risonanza magnetica all'anno si riesce a farla, spesso e volentieri anche con le nuove tecnologie i 3 Tesla. Abbiamo 2 macchine a Verona, nuovissime, che l'azienda ospedaliera ha finanziato in maniera importante, e devo dire sono delle macchine all'avanguardia che permettono di fare davvero diagnosi presto in maniera accurata. Quindi c'è molto da migliorare, c'è ancora moltissimo da fare, anche perché i numeri sono altissimi.
però per il momento ancora, diciamo, qui in Veneto le cose, insomma, non me la sento di dire che va tutto male, ecco. Anzi, di recente, proprio la notizia di ieri l'avrete letta sui giornali, l'azienda ospedaliera di Verona ha preso 3 milioni di euro di finanziamenti per la ricerca, per la ricerca scientifica, di cui quasi mezzo milione va alla sclerosi multipla. Ecco, ma se uno è in fase iniziale e aspetta un anno e mezzo, che sono purtroppo queste le scadenze per una visita, per una risonanza magnetica, il cronoprogramma della malattia no, cioè non è così immediato. Questo non sarebbe ragionevole. Lei aspetta l'anno per la risonanza quando poi è già diagnosticato e sotto terapia, aspetta l'anno quando la sua risonanza è una risonanza di controllo. Ma se lei mi chiama perché ha un sospetto di sclerosi multipla, io la vedo nell'arco di un paio di settimane e entro la fine del mese lei ha fatto la diagnosi e con il 1° maggio comincia la terapia. La risonanza magnetica l'ha già fatta. Nell'arco di questo mese lei fa la visita, la risonanza, da noi fa visita, risonanza, test. Aspetti che la sto perdendo. Da quando lei mi chiama. Scusi, l'ho persa dal momento che... Sì. Dicevo che se lei oggi, diciamo, mi manda un paziente con una sospetta nuova diagnosi, io nell'arco di questo mese faccio già tutto, visita, puntura lombare, diagnosi, risonanza, test, e per i primi di maggio gli do già la terapia in mano. Ecco, questo incontro appunto in Sala Eracle a Portoviro organizzato da un'associazione. Quanto è importante l'associazionismo? Ah no, è cruciale. Allora, l'associazionismo è importantissimo prima di tutto perché consente ai pazienti di fare rete tra loro, anche di scambiarsi le informazioni, modi, punti di vista, quindi è cruciale. Questa associazione Insieme per la sclerosi multipla è gestita interamente da pazienti, che molti verranno l'11, sono loro che la gestiscono, sono loro che organizzano gli eventi, mi invitano e io gli faccio da relatore, ma organizzano tutto loro. E questa è una grande cosa per i pazienti. Poi c'è un altro punto importante. E come regione noi, devo dire, siamo una regione anche di gente molto generosa, riusciamo a recuperare tramite l'associazione i fondi per la ricerca, perché oggi, sebbene ecco, fa scalpore che si siano vinti 3 milioni di euro, perché in Italia si fa fatica a sostenere la ricerca, altrove la ricerca scientifica è molto sponsorizzata. Noi riusciamo a ottenere, per esempio l'associazione Insieme alla sclerosi multipla, sono già 2 anni che paga il posto da ricercatore per uno dei giovani neurologi che lavora da me, che poi segue pazienti, fa ricerca e quant'altro. Ecco, le faccio l'ultima domanda, professore. Il Mind Game cos'è? Cioè un videogioco e cosa servirà? E se è innovativo in maniera particolare? Allora, questo l'ho fatto io, quindi sono particolarmente orgoglioso del mio. Quindi, allora, ma se lei avesse la possibilità di giocare sul suo telefonino e mentre lei gioca sul suo telefonino, il gioco tiene considerazione di come va la sua memoria, la sua attenzione, la tiene monitorata nel tempo. Se qualcosa non va, mi avvisa. Avvisa il suo neurologo che la sua memoria va un po' in difficoltà. Non solo, se ad un certo punto, su alcuni punti, il gioco vede che lei va tanto in difficoltà, oltre ad avvisarmi, le crea anche degli altri livelli, in più lei mentre gioca le stimola proprio quelle funzioni. E tutto questo lo fa da casa sua, sul suo telefonino, ma con un videogame che è creato da neurologi e neuropsicologi che si occupano di questa patologia. Ma se questo esistesse, lei ci giocherebbe, sclerosi multipla a parte? Certamente, sì, anche perché sono in un'età che sarebbe giusto mi controllassi un po' di più. Quindi... Ma no, ma lei non ha bisogno di pensi, lei gioca. Sì. E finché gioca sul suo telefonino, sono anche cose, test carini e quant'altro, finché lei gioca, il telefonino monitora questa cosa. Allora spero per l'11 abbiamo pensato di crearlo. Io ho scritto a mano il codice, il Java per questo così avevo voglia di rompere un po' la monotonia del neurologo. L'ho quasi pronto, se riesco l'11 ve lo porto e ve lo faccio vedere. Quindi sarà un'app
Sarà un'app Un'app, che... un'app che daremo gratuitamente a tutti i pazienti che vogliono giocare. Poi se il paziente vuole giocare e monitorarsi da solo lo fa. Se invece vuole giocare e farlo vedere anche al neurologo, preme un pulsante e il videogame lo fa vedere anche a me. addirittura. Quindi lei può giocare da solo Sì. e si arrangia per i cavoli suoi, oppure dice no, ma fai vedere anche al neurologo. E potrebbe, Lei preme e io vedo come lei sta andando. e potrebbe servire anche per primi sintomi di Alzheimer, Allora, per il momento noi lo abbiamo sviluppato per la per voi. sclerosi multipla. Però devo dire che oggettivamente, potenzialmente direi di sì, perché le sclerosi multipla o quelle sono, che siano colpite perché lei ha l'Alzheimer, Sì. alla fine sempre quelle sono. Quindi se lei ha un gioco che le permette di identificare cose di questo tipo, probabilmente potrebbe servire anche per altre patologie. Intanto cominciamo con la sclerosi multipla, anche perché c'è un punto, è comunque un videogame, quindi lei gioca più volentieri il giovane, e la sclerosi multipla, come lei sa, ha molti 20 anni, 25 anni, 30 anni, lì è il picco. Quindi è un gioco creato anche e proprio per far giocare i giovincelli che giocheranno volentieri. Magari gioca anche il 65enne, anzi io spero davvero che ci giochino tutti, però chiaramente è un po' più orientato al pubblico, d'accordo, che vuole giocare con un'app.